Buonasera, benvenuti a Verona Live, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre. Buon lunedì 26 aprile. Da oggi anche la Regione Veneto è in zona gialla dopo 49 giorni, era esattamente l'8 marzo. Questa mattina si è passati con il nuovo colore, in città si respirava anche un'aria di cauto ottimismo a seguito delle minori restrizioni, anche se permane il malcontento per il coprifuoco, e poi sentiremo sia l'ospite in collegamento questa sera ma anche i contributi raccolti proprio su questo punto. Do il benvenuto in collegamento telefonico ad Andrea Prando, segretario regionale di Casa Artigiani. Benvenuto Prando. Buonasera a tutti. Grazie di questo collegamento telefonico. Allora, iniziamo innanzitutto a dare uno sguardo al titolo con il quale apriamo il daily di oggi, riepilogando i fatti principali della giornata, e poi veniamo a lei, Prando. Innanzitutto guardiamo sul sito veronadaily.it, zona gialla, a Verona si riparte, non manca l'entusiasmo appunto per la nuova colorazione, fra ripartenze di scuole e locali pubblici, appelli alla responsabilità. Questo è l'articolo del collega Alessandro Bonfante, che ricorda appunto i 49 giorni fra zona arancione e rossa. Si torna a scuola al 100% fino alle medie, al 70% fino alle superiori, e oggi abbiamo intervistato anche il presidente Massimo Bettarello di ATV. Potete andare proprio sul nostro sito a vedervi l'intervista completa. Ristoranti ed esercenti, questo è il punto che tratteremo con maggiore ampiezza questa sera. Anche qui si riparte. Abbiamo intervistato, e poi sentiremo anche un direttore di un'attività ristorativa in Piazza Dante, e poi anche altri presidenti di categoria, ma ripeto, con Prando vedremo anche questo argomento in particolare. Poi richiami alla responsabilità direttamente dal prefetto Donato Cafagna, che dice: sì, è vero, siamo in zona gialla, ma attenzione, insomma, non è un liberi tutti. E andrei proprio a sentire a questo punto le parole del prefetto Donato Cafagna. Signor prefetto, la tanto attesa zona gialla è arrivata anche in Veneto. Questo non significa però liberi tutti. Assolutamente, anzi è necessaria maggiore responsabilità da parte di tutti. Ci siamo guadagnati questa libertà attraverso le misure più restrittive e adesso dobbiamo mantenerla, e per mantenerla l'uso della mascherina, evitare gli assembramenti, rispettare tutte le disposizioni, soprattutto da parte degli operatori economici, è indispensabile. C'è a livello politico ancora una battaglia sul coprifuoco, insomma vedremo se sarà una misura che potrà essere prorogata, lo chiederemo alle forze politiche oggi. È una decisione politica, è una decisione legata alle valutazioni sanitarie e al quadro economico, una valutazione delicata, ma credo che sarà fatta la scelta più opportuna e soprattutto mantenendo la coesione fra tutti. Abbiamo sentito le parole del prefetto Donato Cafagna. Ricordiamo brevemente quali sono le regole che si possono attuare, anzi che sono state attuate da oggi. Spostamenti chiaramente sono consentiti tra le regioni gialle, visite dal 26 aprile, quindi da oggi fino al 15 giugno in zona gialla e arancione è possibile andare a trovare amici o parenti in un'abitazione privata in massimo di 4 persone invece di 2. Bar e ristoranti riaprono a pranzo e a cena ma all'aperto e seguendo i protocolli anti-Covid. Resta da rispettare chiaramente il coprifuoco alle 22, e poi riaprono i musei, i teatri, i cinema, le sale da concerto, obbligatorie prenotazioni e distanze con capienza massima del 50%. Resta il limite di 500 persone al chiuso e 1000 all'aperto. Sport di squadra tornano, è possibile effettuarli, e poi chiaramente anche le raccomandazioni di Zaia, che dice: ok, abbiamo riaperto, ma mi raccomando, mantenete le regole, rispettiamole, così un po' come ha detto anche il prefetto Cafagna. Passiamo al nostro ospite Andrea Prando. Lei, segretario Prando, è stato critico prima di passare proprio a questo tema anche nei confronti del governo Draghi, perché come vediamo da un articolo del 2 aprile 2021 Casa Artigiani dice sostegni insufficienti da parte del governo. Casa Artigiani boccia il nuovo decreto del Premier, sottolinea che gli aiuti per le aziende sono insufficienti. Partiamo da qui intanto, dall'azione del governo, e poi entriamo nel merito invece del tema che abbiamo lanciato. Siete ancora insoddisfatti, anche se oggi il Premier Draghi, e poi vedremo, ha annunciato una nuova un nuovo rilancio sul Recovery Fund?
Beh, allora, innanzitutto partiamo dal presupposto che le parole del prefetto sono parole che vanno assolutamente condivise, perché la responsabilizzazione della cittadinanza è la prima cosa che deve essere sottolineata innanzitutto, perché come si è visto nell'ultimo periodo noi possiamo conquistarci la zona gialla e perderla in 2 minuti e tornare in zona arancione o in zona rossa, e quindi tutti i problemi poi tornano indietro. Quindi da questo punto di vista io condivido perfettamente quello che dice il prefetto. Da un altro punto di vista invece dobbiamo guardare quello che purtroppo stanno subendo gli imprenditori, perché quello che lei ha sottolineato sull'articolo che era uscito il 2 di aprile, di fatto lo stato dell'arte non è che sia particolarmente cambiato. Cioè noi ci troviamo davanti ad una situazione in cui gli imprenditori vengono responsabilizzati a seconda del tipo di attività di essere più o meno contaminanti di una certa situazione, quando invece dall'altra parte ci sono delle libertà che vengono concesse in maniera, voglio dire, del tutto politica. Ecco, perché il prefetto ha usato la parola giusta, cioè la decisione politica è proprio quella cosa che noi non vorremmo, perché la decisione politica mira a discriminare una categoria nei confronti di un'altra. Invece secondo noi deve essere una giustificazione sanitaria quella che spinge la politica a prendere una decisione, ma certe volte secondo noi non è proprio così. Quindi, premesso che i ristori non sono arrivati, e molto probabilmente anche con questa operazione qua, voglio dire, la comunità delle imprese ancora una volta si vede molto molto perplessa sul fatto di aiuti che possano arrivare a effettivamente calmierare quello che è il problema legato ai danni che questa pandemia sta provocando e ha provocato. Il secondo punto è che quello che chiedono è: fateci almeno aprire in conformità di quello che ci avete fatto fare per la messa in sicurezza delle aziende, perché non si capisce per quale motivo si può montare su un autobus, si può andare a passeggio in una strada, si può andare a fare determinate attività e non si possa entrare in un bar, non si possa entrare in un ristorante con i dovuti distanziamenti. Poi c'è un altro problema: l'Italia è uno stato lungo, le temperature che ci sono in Sicilia non sono quelle che ci sono in Veneto in questo momento, perché voi capite bene che riaprire in una giornata come oggi all'aperto, secondo me, credo che sia difficile capire quante persone si sono sedute fuori e hanno potuto beneficiare del fatto di questo clima, che è un clima direi quasi invernale. Quindi siamo veramente in difficoltà davanti a questo tipo di situazione, perché poi alla fine dei conti non ci sono entrate, e qui le aziende, voglio dire, abbiamo visto cosa succede, perché le manifestazioni si sono susseguite, anche se la nostra linea non è sicuramente quella di una linea, diciamo, di contrasto duro, di manifestazioni violente. Noi vogliamo soltanto evidenziare che si sta creando un danno che molto probabilmente diventerà irrecuperabile per moltissime aziende, e questo noi dobbiamo sottolinearlo come associazione di categoria. Assolutamente. Guardando invece l'ANSA, proprio una notizia battuta alle 17:58, Draghi dice in Parlamento: disponiamo di 248 miliardi, prepariamo l'Italia del domani. Lei, riprendendo proprio un articolo invece del 17 aprile, quindi sempre sul sito veronadaily.it, ripensare al futuro in modo serio e determinato. Sembrava quasi, diciamo, un auspicio, e Draghi in qualche modo sembra aver dato delle risposte a tante persone che chiedono in questo momento serietà, chiedono attenzione soprattutto al territorio. Si è sentito un po', ha tradito un po' le attese il governo Draghi rispetto a quello che, almeno parliamo per Casa Artigiani, per l'associazione che rappresenta, si aspettava forse di più, un intervento più deciso, più marcato nei confronti di alcuni provvedimenti, vista anche diciamo la statura politica del Premier. Allora, guardi, no, non mi aspettavo di più, mi aspettavo esattamente quello che sta succedendo, e tutti i nostri diciamo punzecchiamenti, i nostri articoli, i nostri posizionamenti anche a livello nazionale sono dettati soltanto per indirizzare dove possibile la politica a prendere delle decisioni che siano, come dicevamo prima, serie e sostenibili. Serie e sostenibili cosa vuol dire? Vuol dire che noi ci aspettiamo che la ripartenza non voglia dire
costruire un'autostrada, rispetto a un traforo, rispetto a chissà quale opera pubblica enorme, sulle quali siamo d'accordo e va benissimo. Ma secondo noi ci deve essere una sensibilità in quelle micro aziende che costituiscono la spina dorsale dell'Italia, che hanno bisogno di aiuti reali. Ma quali sono questi aiuti reali? Sono soldi? No, perché tanto sappiamo che non arriveranno soldi. È l'elasticità delle banche? No, perché abbiamo visto che le banche mantengono lo stesso identico atteggiamento che avevano prima della crisi, prima della pandemia, quando c'era già la crisi in corso. Noi chiediamo che ci sia una riforma del sistema fiscale, perché non è possibile, di fronte ad vogliamo rivoluzionare il mondo, mantenere un sistema fiscale che non funziona, perché è inutile che ci nascondiamo, questo sistema non funziona. Secondo, vogliamo una riforma della giustizia che sia in grado di assicurare anche agli investitori piccoli che nel momento in cui c'è un problema ci sia un percorso chiaro per arrivare al termine. Perché oggi intentare una causa verso un cattivo cliente non esiste, non si riesce a farlo, perché ci sono dei procedimenti che durano anni e non si arriva a nulla, per cui ne approfitta chi poi lavora male o lavora peggio. Terza cosa, ci sarà un enorme problema che dovremo gestire, e qui stiamo cercando di capire anche noi a livello regionale che tipo di suggerimento dare, che è quella che la ripartenza partirà anche da un fatto di come risolviamo il progresso. Perché oggi c'è tutto sospeso, le cartelle esattoriali sono sospese, le tasse sono sospese, i licenziamenti sono sospesi, tutto è sospeso. Non si può vivere in un mondo sospeso. Noi dobbiamo cominciare a dire: questo possiamo farlo, questo dobbiamo diluirlo, questo dobbiamo cancellarlo, questo dobbiamo mettere in modo che si possa in qualche modo assorbire con determinati altri tipi di provvedimenti, perché diversamente le aziende non ce la faranno a ripartire. Questo è il tema. E questo, quando dice pensare al futuro appunto in modo serio e determinato, intende proprio questo, cioè mettere mano in maniera concreta a delle situazioni sì che servono per il rilancio, per la ripartenza, ma anche per sanare un po' la situazione pregressa, perché ce l'ha appena detto, insomma ci sono situazioni che ovviamente peseranno anche in futuro e che non si risolvono da sole soprattutto. Assolutamente sì, il problema è che noi dobbiamo trovare una soluzione in un vicolo molto stretto, perché voglio dire, con tutto rispetto, proviamo per un attimo a sederci come se fossimo noi il Presidente, certo, e Draghi. La situazione che si è trovata è una situazione difficilissima, ma come anche prima Conte, voglio dire, qui non è un attacco politico personale. Il problema è che noi vogliamo capire su quale percorso orientare le scelte per poter dare delle risposte alle aziende e dire: da domani chi è su questo tracciato può andare avanti, chi non è su questo tracciato difficilmente ce la farà, perché questo ci chiedono le aziende. Certo. E ci guardano sbigottite, perché purtroppo i riferimenti che ci sono quelli che vediamo, e qui magari qualche consiglio in più potremmo darlo, tipo: non dite le cose il giorno prima, cercate di usare un certo anticipo per fare in modo che si possano preparare le imprese, perché magari anche la ristorazione, voglio dire, che è in questo momento è la più tartassata, ha delle difficoltà nel riorganizzarsi. Assolutamente. Però tenga conto che quando parliamo di ristorazione, è vero, la punta dell'iceberg sono i ristoratori, ma dietro questi ristoratori ci sono anche una marea di aziende artigiane che ci lavorano, perché le vettovaglie, tutto quanto la parte che riguarda la logistica di consegne, ci sono tantissime aziende dell'indotto che lavorano, che si sono bloccate e sono rimaste al palo tanto quanto i ristoratori. E voglio dire, qua si sta bloccando un mondo che, collegato a quello del turismo, quello della ristorazione, quello dell'alberghiero, sta soffrendo silente, ma anche quello sta soffrendo e non sa se riuscirà a ripartire. Tra le categorie che stanno soffrendo ci sono, oltre a chi organizza congressi, eventi anche particolari, anche privati, matrimoni e quant'altro, anche i parchi tematici. Oggi abbiamo raccolto anche il contributo dell'onorevole deputata Vania Valbusa, che ci ha parlato sia del turismo gardesano, ma in particolare anche di questo aspetto. Sembra che insomma almeno il suo partito, in quanto ci ha detto, si sta muovendo direttamente con i ministri per cercare di sbloccare la situazione. Ricordiamo che i parchi tematici lamentano, abbiamo sentito le parole di Vigevani, l'amministratore delegato di Gardaland, una apertura al 1° luglio anziché già al 26, quindi già oggi, oppure i primi di giugno, e questo è una grave perdita anche in ambito economico. Sentiamo Valbusa e dopo torniamo da Prando. Onorevole Valbusa, decreto riaperture significa per il territorio gardesano anche turismo e quindi insomma una boccata d'ossigeno per l'economia, anche se i parchi in particolare
lamentano una riapertura al 1° luglio che penalizza in qualche modo la loro attività. Sì, sicuramente per il nostro territorio, soprattutto per il lago di Garda, entroterra gardesano anche, ma anche la città di Verona stessa, il fatto di ritornare alla zona gialla significa molto. Questo però non è abbastanza sicuramente, infatti noi della Lega siamo assolutamente contro il coprifuoco alle ore 22, anche perché questo significa andare a creare degli assembramenti prima delle 22, quindi cercando di togliere questo coprifuoco noi andremo a diluire la gente che passeggia piuttosto che frequenta determinati luoghi, ed è per questo che ci stiamo battendo per togliere appunto il coprifuoco. Il nostro territorio, essendo un territorio che vive soprattutto di turismo, lo vediamo in estate, turismo spalmato su più giorni, invece la città è un turismo a volte mordi e fuggi. Vogliamo lo stiamo facendo, noi della Lega stiamo lavorando per riaprire anche i parchi tematici, sono molto importanti per il nostro territorio e rappresentano un volano per l'economia importantissimo. Stiamo già parlando, abbiamo già avviato un'interlocuzione con il ministro Garavaglia e non solo, anche con il ministro D'Incà, che è per i rapporti al Parlamento, e sicuramente non ci fermeremo qui perché vogliamo assolutamente la riapertura di questi importanti parchi per il lago di Garda, ripeto, l'entroterra, ma anche per la città di Verona. Prando, questo coprifuoco innanzitutto sembra essere proprio rimasto indigesto a tanti, molti non capiscono perché non si possa estendere alle ore 23, diciamo, questo provvedimento che penalizza tanto le attività commerciali. Sentiremo poi anche un ristoratore, un direttore di una struttura, insomma, ne ha parlato anche l'onorevole Valbusa. Allora, guardi, noi sul coprifuoco abbiamo una posizione molto chiara, vedendo anche il panorama di ciò che sta succedendo in Europa su stati che sono stati colpiti come noi dalla pandemia. Ad esempio in Spagna, dal 18 di maggio si sta cercando di capire se ricambierà la cosa di nuovo, ma oggi a Madrid il coprifuoco è alle 23, quindi loro hanno già un coprifuoco che è più avanti rispetto a quello che è il nostro. Quindi queste sono le famose scelte politiche che le dicevo prima. Certo. La scelta politica è una scelta discrezionale, perché voglio dire, dalle 22 alle 23 non è che stiamo qua a dire quanti se ne contagiano di più o contagiano di meno, ma per un ristorante da 22 alle 23 potrebbe fare la differenza. Per un cinema potrebbe fare la differenza, per una gelateria artigiana in piena estate dalle 22 alle 23 potrebbe fare molta differenza, perché uno esce dal cinema, mangia un gelato e magari riusciamo anche un po' a far quadrare i conti. Quindi questo per forza voler segregare la gente alle 22 in casa è un'assurdità, è una cosa che tra le altre, voglio dire, aveva senso in un momento in cui non c'era una chiara direttiva di uscita dal Covid, ma adesso, ora di giugno, secondo quello che dice il generale Figliuolo, avremo una grandissima platea vaccinata. E la vaccinazione, anche se sappiamo che non coprirà tutto, comunque dà un aspetto quantomeno di maggior sicurezza rispetto agli incontri che si possono essere. Di pari passo dovrebbe dare anche un allargamento della possibilità di lavorare da parte delle aziende, perché se no non si comprende per quale motivo, come dicevamo all'inizio, certe cose si possono fare e certe cose non si possono fare. Perché dopo, dietro questa cosa qua, nascono anche tutta un'altra serie di pensieri. Non si può toccare il contante, le attività che sono colpite sono quelle che comunque maneggiano il contante. Certo. Non è che per caso ci sia anche qua un'operazione politica in corso, che è quella di dire tartassiamo determinate categorie, così quando tornano sono talmente indebitati che devono comunque rimettere a posto le cose perché devono fare reddito in modo tale da rimettere a posto i debiti che hanno creato. Perché a pensar male, poi a un certo momento
non ci vuole neanche tanto, quindi alla fine dei conti io dico, per me il coprifuoco nel momento in cui la vaccinazione arriva a un certo livello non ha più senso di esistere, anche perché voglio dire siamo contro la Costituzione abbondantemente. Sentiamo anche le parole del senatore Cristiano Zuliani, sentiamo, che è anche sindaco del comune di Concamarise, ricordiamolo. Senatore, siamo tornati in zona gialla, però alcune cose proprio non vanno giù, in particolare anche al leader Salvini che non accetta il coprifuoco. Ma in realtà il leader Salvini sta portando avanti delle istanze anche dei territori, per cui sindaci, governatori si sono espressi su questo. Non vediamo una sostanziale differenza a livello di sicurezza sanitaria nello spostare un orario, anche perché abbiamo attività in ginocchio, anche nel mio piccolissimo paese ne hanno chiuso, e dobbiamo cercare di far sì che ripartano al meglio, pur con responsabilità, con rispetto delle regole, ma per poter operare al più presto verso un'economia di territorio che sta soffrendo. Anche le riaperture graduali hanno creato qualche malcontento, parchi tematici al 1 luglio, fiere, congressi, anzi congressi in particolare al 1 luglio, insomma un calendario di riaperture che non ha accontentato tutti in questo caso. No, in effetti, anche perché poi il pericolo è nella fase autunnale a una successiva magari ulteriore chiusura che non auspichiamo ovviamente, ma se non diamo la possibilità di lavorare in questo periodo rischiamo la fine di queste attività. Prando, come categoria avete anche la responsabilità di dare delle risposte ai vostri associati che immagino si facciano sentire, che stiano lanciando il loro grido di aiuto, il grido d'allarme. Abbiamo sentito appunto il senatore Zuliani che dice nel mio comune, essendo anche piccolino, già molte hanno chiuso, insomma non bisogna trascurare e anzi non è facile, immaginiamo anche come associazione di categoria in questo momento dare delle risposte precise. Cercate di fare pressione intanto. Sì, ad ogni livello. Intanto diamo un dato per capire di cosa stiamo parlando. In Italia nel 2020 hanno chiuso 80.000 aziende artigiane e non è un problema fisiologico questo, è un problema proprio derivante da queste situazioni. E il 32% oggi sono in una difficoltà di resistenza che non so effettivamente come potremmo fare ad aiutarle, perché se parliamo di macrosistemi noi teniamo conto che questi li abbiamo praticamente quasi già persi, ne abbiamo un 30% che sono sul collasso, va bene? Dobbiamo capire come cercare di aiutarli. Li aiutiamo come? Secondo me non c'è uno strumento tale economico da poterli sostenere. Cioè, quando lei vede i parrucchieri in piazza che manifestano o i albergatori in piazza che manifestano, è perché si sentono innanzitutto presi in giro, perché il 30%, il 20%, un conto che per farlo ci vuole mezz'ora, voglio dire, quando comuni, secondo me, molto molto più virtuosi come Legnago hanno messo e hanno stanziato 300.000 euro del loro budget, e con la domanda che loro faranno, che è un foglio di carta dove l'azienda autocertifica il fatto di aver chiuso in perdita, prenderanno un contributo sul loro conto corrente che va da 600-2.000 euro, quando c'è gente che a livello nazionale non ha neanche mai preso quei soldi lì in 1 anno e mezzo di pandemia. Allora voglio dire, non è che non ci siano i sistemi per arrivare alle soluzioni, bisogna voler arrivare a queste soluzioni, perché poi non ci si venga a raccontare che queste aziende qua chiudono perché non avevano lavoro, perché non sono stati capaci di rilanciarsi. Non si può rilanciare nessuno con una pressione fiscale del 53%, con 2 anni che si fanno i cassi un giorno sì e 3 no, e con le tasse da pagare e le cartelle che ti arrivano nella schiena. Non si va avanti così. Questo è un messaggio che va lanciato a 360 gradi, riguarda noi, il commercio, la piccola impresa, riguarda tutti coloro che sono in questo momento che stanno cercando in qualche modo di tenere le redini in mano per ripartire. Ma per ripartire, torniamo al capitolo di prima, ci vogliono delle idee molto chiare e soprattutto bisogna capire, perché per mantenere in piedi queste aziende da qualche parte i finanziamenti devono arrivare o dalle banche o dallo Stato, se no avanti qua non si va. Certo, e a proposito di commercio, sul coprifuoco, in particolare anche sulla difficoltà di calendarizzare determinati eventi o situazioni, è intervenuto anche il presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena, lo abbiamo raggiunto questa mattina, sentiamo le sue parole. Allora, primo giorno di zona gialla, insomma, però Confcommercio non è pienamente soddisfatta, soprattutto per la questione coprifuoco. Sì, sul coprifuoco c'è tanto da fare ancora, perché riteniamo che sia inadeguato, inaccettabile il fatto di tenere ancora i cittadini italiani
nelle loro case fino alle ore 22. È altrettanto inaccettabile non poter programmare tutta quella che è la stagione areniana e soprattutto la stagione turistica. Capite bene che le persone che decidono di andare in vacanza preferiranno di andare in Grecia o in Spagna, visto che là il coprifuoco non c'è. Comunque piccola boccata d'ossigeno, almeno per i ristoranti, insomma, questa zona gialla. È una piccola boccata d'ossigeno per il 50% delle attività, perché molti dei nostri soci non hanno né il Deor né spazi all'aperto. Stiamo facendo un grande lavoro con le amministrazioni comunali, compresa il Comune di Verona, per dare spazi a tutti i nostri commercianti in modo tale che possano almeno fare qualcosa. Speriamo nel tempo. Ecco, lo diceva anche lei, segretario Prando, che in Spagna si va fino alle 23, lo ha ricordato anche Paolo Arena, che in alcuni stati appunto è stato prolungato, diciamo, l'orario di libera uscita per i cittadini. Attenzione, perché questo può creare davvero anche degli squilibri dal punto di vista turistico importante, e qui ci rimettono intere filiere, come ha ricordato prima. No, qui ci rimette il PIL del Veneto, perché qua stiamo parlando del 13% del PIL della regione. Cioè, nei momenti d'oro la regione Veneto con il turismo e il sistema, diciamo, alberghiero e il sistema di attrazione di tutte le cose che si fanno nel Veneto aveva un peso rilevantissimo all'interno del bilancio complessivo economico regionale. Oggi questo bilancio qua non siamo neanche in grado di tracciarlo con questa situazione, perché ci troviamo in un momento talmente difficile, e in più con delle regole che cambiano in modo per cui le aziende sono impossibilitate a programmarsi, come diceva anche Arena prima, che diventa difficile per tutti, anche per noi, dire andiamo in quella direzione. Allora, possibile mai che non si riesca, io non dico a programmare in quanti giorni riusciamo a cavarcela da tappeto, perché sappiamo che è una cosa che ci porteremo dietro per un bel po' di tempo, ma quantomeno a cercare di capire come noi potremo andare a lavorare in sicurezza, facendo sì che anche quelle attività che in questo momento sono chiuse possano riaprire con dei canoni di sicurezza. Voglio dire, mettimi i clienti a 3 metri di distanza uno dall'altro, ma non tenermi chiuso alle 10 di sera come ristorante, perché non ha senso. E poi passiamo anche ad un altro aspetto, perché ci sono delle situazioni nella nostra provincia, Verona, che sono di attrazione per il turismo. L'Arena, 1000 spettatori in Arena, sì, o 6.000, vogliamo parlare di questo, oppure parliamo della possibilità di far arrivare qua dei cittadini stranieri in aereo che poi devono fare la quarantena, oppure parliamo delle fiere che ripartiranno dal 1° luglio. E con quali criteri ripartiranno? Siamo convinti di riuscire a fare tutto bene, perché ho parlato di 3 ratate perché sono quelle più evidenti, ma ce ne sono tantissime altre che in questa città, voglio dire, creano quelle sinergie che portano su il PIL, come ci sono su Venezia, come ci sono su Treviso e su altre province. Però su Verona, che ci sono 3 poli di attrazione importanti, su questi voglio dire, se il sindaco Sborina va a incatenarsi sotto l'Arena, alla mia solidarietà più totale, perché sapendo gli sforzi che tutto il mondo economico e politico ha fatto per far sì che l'Arena sia quello che è negli ultimi 20 anni, bruciarlo perché non c'è la sensibilità di capire che è un teatro all'aperto e quindi all'aperto è tutto diverso rispetto a che un teatro è chiuso, francamente vuol dire che allora parliamo 2 lingue diverse, insomma. Ma assolutamente. Ed è quasi commovente comunque vedere che nonostante le difficoltà ci siano veramente centinaia e migliaia di esercenti, ma così come di artigiani anche, che tra le 1000 difficoltà comunque sono lì di nuovo pronti a ripartire ogni volta che cambia un DPCM, ogni volta, e fa stupore davvero l'ottimismo anche in situazioni di estrema difficoltà. Oggi abbiamo raggiunto il direttore di una pizzeria di Piazza Dante e abbiamo sentito cosa ne pensa di questa. Stava con i suoi collaboratori ripulendo i tavoli per allestire il plateatico. Nonostante tutto si dice ottimista. Sentiamo. Direttore, siamo tornati in zona gialla, però insomma non è tutto così come vi aspettavate. Ma l'importante è cominciare, dai, diciamo così. L'importante è se dopo le cose migliorano, e da quello che si sente da maggio dovremmo forse riuscire a tenere aperto un attimino, almeno fino alle 11. 12 sarebbe meglio, ma già alle 23 sarebbe una bella cosa.
proposito del coprifuoco, c'è una lunga discussione anche a Roma su l'ipotesi di spostarla, di prorogarla fino alle 23. Per voi sarebbe una boccata d'ossigeno importante? Molto, molto, molto importante, anche perché tanta gente finisce di lavorare alle 7:30, 8, che vanno a casa, fanno la doccia, si preparano, i figli, i bambini, che noi lavoriamo tantissimo con le famiglie qua a Veronese. Se non gli danno il tempo nemmeno di andare a casa, logicamente fanno fatica a venire fuori a mangiare la pizza. Oggi vi state preparando, insomma, state allestendo il plateatico nell'attesa, insomma, che si possa davvero ripartire a pieno regime. Sì, stiamo preparando, per fortuna, come vede, stiamo pulendo intanto, solo che il tempo tra oggi e domani, quindi partiremo da giovedì noi, apriremo giovedì. Cosa si aspetta infine da questa stagione, da questa ripartenza? Ma sicuramente, dai, io sono sempre positivo, sicuramente con i veronesi, specialmente noi lavoriamo bene anche con i nostri clienti veronesi, e poi gli austriaci, i tedeschi, quelli non vedono l'ora di venire giù, gli olandesi, sicuramente, dai, andrà bene. È commovente, dicevamo Prando, vedere l'ottimismo di questi imprenditori che nonostante tutto sono lì, dicevamo, no? In prima linea, con una calma apparente. Ce ne sono tanti altri purtroppo che invece sono molto arrabbiati, però insomma è davvero, lascia senza parole. Beh, è comprensibile, questa è la classica tecnica dei nostri imprenditori del mai molar, quindi non abbandonano mai, insomma, qualunque cosa succeda loro vedono sempre il lato positivo e cercano di andare avanti. È ovvio che il nostro compito comunque è sempre quello di fare in modo di sensibilizzare la parte politica su quelli che sono, insomma, questi errori di percorso che poi portano a queste frizioni. Oggi si legge in giro per le varie testate che ci sarebbe un ripensamento, che in qualche modo a maggio ci potrebbe essere l'ipotesi di un'apertura prolungata fino alle 23, però ripeto, siamo sempre su ipotesi, su articoli, su situazioni che comunque sia hanno una gestione politica del problema, non una gestione scientifica, e questa è la cosa che noi facciamo fatica ad accettare, perché o è una situazione reale dove dalle 22 in poi, siccome c'è buio, il virus è più contagioso, allora alzo le mani e dico va bene, ma dalle 2 alle 23 diamo quel respiro che serve tipicamente all'estate per poter fare delle situazioni che, ripeto, non vanno gestite sull'orario, ma vanno gestite sulle distanze, sul rispetto dei dispositivi che devono essere utilizzati, sul fatto di sensibilizzare la gente a mettere la mascherina in modo giusto, a cambiarla spesso, a lavarsi le mani. Cioè, lì dobbiamo spingere molto di più, perché poi di fatto il vero problema non sono gli imprenditori, perché gli imprenditori, se no, sta a calcolare cosa hanno speso per mettere a posto i loro locali, ci sarebbe tanto da discutere. Ma se poi noi ci troviamo davanti a delle persone che pensano che sia tutto semplice, che possono fare quello che vogliono, la colpa non può più essere dell'imprenditore, di chi poi non rispetta queste norme. Allora lì bisogna essere molto molto rigidi nel fare in modo che queste cose vengano osservate. Assolutamente. Poi mi permetto anche di dire un'altra cosa che riguarda diciamo come poi vengono interpretate queste situazioni, con cui io ho avuto anche un rapporto epistolare con il prefetto. Ad un certo momento, quando torniamo in zona arancione o siamo stati in zona arancione, mi viene vietato dal cittadino di spostarsi da una parte all'altra, da un comune all'altro, se non per determinati motivi. I parrucchieri erano un motivo che all'inizio c'era, poi è stato tolto. I parrucchieri si potevano frequentare in zona rossa, poi sono stati tolti in zona arancione, non si potevano frequentare fuori dal comune. Tutto questo avanti e indietro per forza provoca un'irritazione forte nella categoria, per un semplice motivo, perché loro, pensando di stare aperti, hanno investito fior di soldi per fare le barriere e le mantelle e tutte quelle cose che poi sono viste in televisione, di come poi viene trattata una persona che quando entra dal parrucchiere è come se andassi dal dentista o in una clinica, invece che andare, con tutto rispetto, non me ne vogliono, in un supermercato dove le regole sono completamente diverse e dove, voglio dire, perché la sì è guarda. Certo. Quindi, si crea proprio disorientamento anche, no? Questo continuo cambio, immagino che sia fonte di stress, stress che si vince anche potendosi sedere attorno ad un tavolo. Infatti stamattina le persone che abbiamo incontrato erano ben felici di sedersi di nuovo davanti a un caffè, davanti a uno spritz, e sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Lo spritz, com'è lo spritz finalmente? Buono finalmente. Allora, lo spritz al tavolo, ma davvero non hai preso spritz ultimamente? No, li ho presi ma da sport, ma non è la stessa cosa del tavolo, ovviamente. Sì, finalmente, mi sembra strano stare senza la mascherina finalmente. Sì, bellissimo, il primo aperitivo, una liberazione, visto che ieri c'è stata la festa della liberazione. Guarda, eravamo qua che aspettavamo con ansia finalmente poter bere un caffè sedute, anche se il tempo è così, però abbiamo approfittato. Finalmente, è 3 mesi che aspettavo, non potevo più bere, invece adesso posso bere. Invece bere 4 con una volta ne bevo 6. Bene, intervista, perfetto, si sente bene, vado in televisione dopo. Ed è andato in televisione questo signore simpatico che insomma abbiamo intervistato questa mattina. C'è voglia appunto tra le persone anche di tornare a quella socialità che davvero ci manca tantissimo. Insomma, giustamente Prando ha detto bisogna punire le attività che sgarrano, però cercare di dare la possibilità a chi ha fatto degli investimenti importanti anche di poter lavorare, perché ha sottolineato giustamente questo aspetto. Alcuni esercenti, alcuni artigiani hanno investito migliaia di euro per poter adeguare i propri locali e però questo è il risultato, quindi immagino anche la rabbia davvero da parte degli esercenti, giustificata. Sì, noi speriamo comunque che finisca veramente questo continuo cambiamento di colori, di posizionamenti, perché se dovessimo tornare indietro penso che sarà molto difficile spiegare alla categoria che deve di nuovo stare chiusa e non poter aprire. Tra le altre mi permetto anche di sottolineare che nessuno è intervenuto da nessuna parte per poter colmare tutte quelle attività abusive che si sono nel frattempo organizzate per colmare il vuoto che è stato lasciato dai negozi chiusi. Soprattutto nel settore dei servizi alla persona, tra parrucchieri ed estetisti che frequentavano condomini interi, ne abbiamo, voglio dire, sentito di ogni sorta, e lì, voglio dire, da questo punto di vista il contagio che c'è da una persona che va in 10 appartamenti di un condominio, ci fosse un positivo dentro, se li porta dietro tutti, quindi il senso di queste chiusure certe volte è proprio un non senso, me lo lasci dire. Certo. Facciamo fatica noi stessi a capacitarci del fatto che abbiamo scritto ormai dei libri mandati al Ministero, siamo intervenuti su tutti i protocolli, abbiamo cercato di fare i protocolli sia con la Regione che con lo Stato, abbiamo cercato di fare tutto bene, abbiamo fatto tutto bene, ti chiudono, cosa possiamo fare? L'unica cosa, le dico, che io spero veramente nel profondo del cuore, è che si possa arrivare alla fine di maggio e a giugno ad avere quella fascia intermedia di età che va dai 45, 50 anni ai 60 anni, che è quella che lavora, che si muove, che si sposta, soprattutto in questo momento in cui ci sono le riaperture, ad averla vaccinata. Qui sulla strategia della Regione Veneto bisognerebbe fare dei pensieri, perché mentre altre regioni hanno deciso di vaccinare le fasce che stanno lavorando, qui si è giustamente scelto di fare le fasce, diciamo, debolissime, deboli, però adesso bisognerebbe dare una fortissima accelerazione su quelle fasce che stanno andando a lavorare, perché sono quelli che si muovono e quindi sono i potenziali portatori di virus. E su questo ci arriveremo tra pochissimo, siamo quasi in conclusione. Per chiudere la zona gialla, oggi abbiamo incontrato anche in Piazza Erbe una voce molto familiare, perché è quella di Valeria Benatti, veronese, speaker fino a qualche tempo fa di RTL 102.5 per 18 anni, che ha dato una svolta alla sua vita, ha cambiato lavoro, ora fa l'imprenditrice creativa. L'abbiamo incontrata e le abbiamo chiesto insomma come sta vivendo questo passaggio alla zona gialla. Oggi il Veneto torna in zona gialla, vediamo più persone sedute anche al tavolo, ma oggi incontriamo anche Valeria Benatti, insomma una riapertura parziale che però fa ben sperare. Sì, siamo tutti molto contenti di questa riapertura, io però vorrei raccomandare a tutti di continuare a tenere alta la guardia, perché la mascherina va tenuta, la distanza va tenuta, fino a che non siamo vaccinati almeno al 50% della popolazione dobbiamo continuare ad avere cautela, quindi ben vengano le riaperture con molta attenzione, perché io ho paura che se no la gente
sbracchi, come si dice, e poi siamo di nuovo a capo. Io non vorrei avere una quarta ondata e un'ulteriore chiusura, ho un po' paura di questo. Insomma, è la paura che abbiamo tutti. Allora, in conclusione, Prando parlava prima di vaccini. Oggi una notizia battuta dall'ANSA alle 16:49. Covid, Zaia, variante indiana, individuata anche in Veneto. Si tratta di 2 cittadini indiani di Bassano, padre e figlia. Così riporta l'ANSA. È stata individuata appunto anche nella nostra regione la nuova variante e lo ha reso noto il presidente della regione. Si tratta di 2 cittadini e le varianti ormai sono migliaia e prima o poi arrivano tutte. Affrontiamo giorno dopo giorno questi aspetti e andiamo avanti. Insomma, anche qui grandi punti interrogativi sia su queste varianti di cui si conosce poco, ma in realtà anche sulla campagna vaccinale che stenta un po' ad entrare a pieno regime, anche perché sembra un po' paradossale che l'Europa non sia riuscita a produrre un vaccino in house. Cioè, pensiamo per esempio alla Bayer tedesca, forse a pensar male, come diceva lei, nascono altri pensieri. Possibile che un colosso come Bayer per esempio non abbia sviluppato un vaccino? È un interrogativo che ci siamo posti anche noi in redazione, e dipendiamo quindi dagli altri, e l'Europa ha giocato una partita secondo noi anche non all'altezza sulla contrattazione con le case farmaceutiche. È d'accordo su questo, Prando? Noi siamo un vecchio continente che ormai va a comprare in giro le cose di qua e di là, quindi alla fine dei conti purtroppo subiamo questo tipo di situazione dove il mondo è organizzato, noi dobbiamo in qualche modo fare i conti con questi ritardi. Vorrei anche darle un'altra comunicazione, visto che oggi per la prima volta abbiamo visto che sul sito della Regione Veneto, dove ci sono prenotazioni delle vaccinazioni, è apparsa la voce persone sopra i 60 anni di età, però è durato 30 secondi perché la disponibilità è esaurita, quindi ripeto, allora con tutta la buona volontà della Regione, o lo Stato si decide a consegnare quote importanti di vaccini, oppure se no, insomma, stiamo qua, continuiamo a giocare con internet, e quando abbiamo finito di giocare con internet vedremo cosa succederà, perché è impensabile poter riaprire tutte le attività in un modo coerente rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso se il piano vaccinale non segue quelle quote che erano state stabilite per poter tornare a maggio, a giugno ai livelli che diciamo. Se lei va a vedere uno di 40 anni, quando secondo la tabella della regione dovrebbe fare il vaccino, arriviamo a agosto, settembre, vediamo. È vero. Quindi anche questo è un problema secondo me che bello grosso. Va sottolineato. Allora, ringraziamo Andrea Prando davvero per questa chiacchierata ricca di spunti, ringraziamo il segretario regionale di Casa Artigiani e sicuramente ci sarà modo per tornare a parlare con lei più avanti, speriamo con notizie migliori dal punto di vista appunto dell'economia, della ripresa economica, e ce l'auguriamo tutti. Grazie per essere stato con noi, segretario. Grazie a voi, buonasera e forza che ce la facciamo tutti insieme. Avanti. Grazie mille. Allora, avete sentito appunto l'intervista telefonica al segretario regionale di Casa Artigiani Andrea Prando. Ricordiamo che la puntata la potete rivedere questa sera alle ore 21, sempre sul canale 640 del digitale terrestre, Radio Adige TV, segnale regionale, e su radioadige.com. Nel frattempo ci trovate già sulle pagine Facebook di Radio Adige TV e di Daily. Verona Live dal vivo torna domani alle ore 18. Grazie per averci seguito.